E buonasera a tutti gli amici da casa, sintonizzati in questo momento su Lombardia TV. Che calcio che fa, nona puntata di questa prima stagione appunto di Che calcio che fa su Lombardia TV. Siamo arrivati a fine anno, quindi sarà la puntata di chiusura di questo 2018 con gli auguri anche diretti che già vi anticipo di un buon anno e soprattutto di un buon Natale nei prossimi giorni. C'è già un po' di atmosfera natalizia, c'è qualche sorriso perché i nostri ospiti sono di una provenienza calcistica ben precisa e quindi vabbè, comincio già un po' a sorridere. Vabbè, l'unica cosa che mi viene da fare è presentarvi senza perdere tempo. Alla mia sinistra presento il giornalista, docente, scrittore e saggista Paolo Carelli. Buonasera, grazie, ciao a tutti. Tu hai fatto poca strada perché abiti a Crema, Esatto. no? Giusto, ecco, Sì. quindi molto bene. Invece alla mia destra è un personaggio che conosco da qualche anno, una persona che ha già frequentato gli studi di Lombardia TV ed è il mio direttore, il direttore della radio in cui c'è Che calcio che fa nella versione radiofonica, Marco Rachella. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti. Bene, hai freddo? Ma insomma un pochino. Un po' pochino, beh, poi freddo, look, bisogna vedere, no? È più look che freddo. È più look che freddo. Sai Vabbè. che io non posso andare in qualsiasi onda senza il mio cappellino. Può essere anche una specie di portafortuna, no? Può Ecco. essere, ma te lo Ecco. svelerò alla fine della puntata. Attenzione, questa è una cosa molto ma molto importante e sconvolgente, però devo dire la verità che se il papà è qui è perché lo dobbiamo alla gentilezza della figlia Sofì che ha detto: papà sì, vai in televisione anche se io ho una recita da fare, non me le regherò al dito, assolutamente no, quindi devi per forza sdebitarti un regalone a Natale, ci vuole. Assolutamente sì, non mancherà un bacio alla mia piccola. Bene, saluti a Sofia. Allora, a questo punto sapete che il calcio che fa è un insieme, si tratta sempre di calcio ovviamente, però c'è anche la possibilità di avere degli ospiti che possono trattare argomenti differenti, confluendo sul calcio, partendo direttamente dall'argomento del calcio. In questo caso mi piace avere sempre dei personaggi, degli scrittori che possono aver trattato il calcio a 360 gradi oppure appunto con degli approfondimenti molto ma molto precisi, e appunto per questo che la presenza di Paolo Carelli, al di là del fatto che ci racconterà del suo modo di pensare del calcio, anche dell'attualità di questo periodo storico, ovviamente è legata anche alla sua realizzazione di, mi sembra, 2 libri, di cui uno in particolare, vediamo con la slide numero 1, La lezione dei maestri, ovvero sia la Cecoslovacchia e il calcio prima e dopo la separazione. Quindi un argomento abbastanza importante che tratta sì il calcio, ma lo tratta anche da un punto di vista prettamente sociale e politico, giusto? Sì, esattamente, La lezione dei maestri è un libro appena uscito per la Urbone Publishing, che saluto e che ringrazio, ed è il secondo libro appunto che ho realizzato con questa casa editrice. Il primo era Brasile d'Europa, dedicato alla ex Jugoslavia, quindi 2 paesi che non ci sono più, entrambi appartenenti all'orbita dell'ex est europeo, e l'obiettivo della lezione dei maestri era quello di, così diciamo, colmare una lacuna nella letteratura e nella saggistica sportiva italiana rispetto a un paese che in effetti nessuno aveva mai raccontato, e che invece ha rappresentato un movimento calcistico di tutto rispetto. Anche perché scrivendo il libro poi ci siamo accorti, anche insieme all'editore, che effettivamente quella della Cecoslovacchia calcistica era una storia che meritava di essere raccontata, sia dal punto di vista dei club che l'hanno caratterizzata, sia dal punto di vista della nazionale. E questo volume raccoglie, che non so se posso anche mostrare, sì, raccoglie una serie di storie, cerca di ricostruire un po' l'epopea di questo movimento calcistico, cercando di coprire un po' tutto il periodo della storia di questo paese, con un occhio in particolare fino al 93, cioè l'anno della separazione, ma con un po' un epilogo finale anche sugli anni successivi della divisione in Repubblica Ceca e momento storico Slovacchia. 1976. Diversi momenti storici, si parla della nazionale dei maestri, appunto quella degli anni 30, che dà anche il titolo al libro, quella che arrivò in finale contro l'Italia nel 34 e venne sconfitta proprio dall'Italia ai mondiali italiani del 34. Si parla della nazionale del 62, anche quella sconfitta in finale dal Brasile in Cile, dal Brasile senza Pelé, nazionale in cui giocava Masopust, che sarà il primo pallone d'oro dell'Est Europa e il primo pallone d'oro cecoslovacco. Il secondo 40 anni dopo sarà un certo Pavel Nedved, che invece conosciamo bene, ahimè.
Dopo spieghi l'ahimè, comunque dopo spiegherò avanti. l'ahimè. E si parla del 76, ovviamente, del cucchiaio famosissimo di Panenka con cui la Cecoslovacchia vinse gli europei ai rigori contro la L'allenatore? Piontek. Piontek? No. No, chi era l'allenatore? L'allenatore era Venglos. Venglos, se non sbaglio. Venglos. E poi abbiamo un'altra vicenda che è quella della Repubblica Ceca, che invece arriva in finale agli europei del 96, sconfitta dal golden goal di Oliver Bierhoff in finale in Inghilterra. Questa ce la ricordiamo tutti meglio. È un libro che cerca di tenere insieme questa storia, mescolandola con le vicende anche culturali e politiche, i rivolgimenti sociali e politici che hanno caratterizzato quel paese, da quelli più tragici come la primavera di Praga, ma anche a quelli che è stato il ruolo per esempio della cultura, della letteratura. Diversi autori, diversi scrittori cecoslovacchi, anche tra i più importanti, hanno raccontato il calcio, hanno raccontato la loro passione per il calcio. C'è qualcosa, scusami, qualcosa che i maestri cecoslovacchi possono aver insegnato alla storia del calcio, sì, in particolar modo, e che possiamo anche rivedere ai giorni nostri? Presumo che sia un po' difficile, però... No, secondo me quello che hanno lasciato, anche rispetto ad altri paesi di cui si è parlato molto, come l'Ungheria, che poi però non hanno mai ottenuto delle vittorie, la Cecoslovacchia sicuramente ha lasciato una grande organizzazione calcistica dal punto di vista dell'organizzazione tattica. Molte delle cose che poi abbiamo visto negli anni successivi, della stessa Olanda di Michels degli anni 70, sono in parte debitrici anche di questa tradizione, e poi una grandissima forza fisica, forza atletica, grande tenuta anche psicologica nei momenti più complicati di tornei o di competizioni internazionali. Questo è un tratto che ha caratterizzato un paese di cui si è sempre parlato, secondo me troppo poco, e che con questo piccolo volumetto abbiamo provato a cercare invece di colmare. Insomma. Ci sono scissi, quindi automaticamente hanno perso ancora di più qualcosa, no? Quindi probabilmente, oppure sono due realtà totalmente differenti. Vabbè, approfitto invece del titolo Il Brasile d'Europa, quindi il libro precedente, per domandare invece a Marco Rachella se la Croazia è il Brasile d'Europa, perché da un certo punto di vista, l'abbiamo visto nella finale del campionato del mondo in Russia, però comunque vediamo dei giocatori che sono magari non eclettici, però dei giocatori affidabili, almeno tendenzialmente affidabili, giocatori sicuri su cui sai che puoi contare su un certo rendimento, nonostante la popolazione sia credo di 4-5 milioni di abitanti e sia anche abbastanza vasta, anche se molto stretta, sulla costa dalmata. Secondo me la Croazia è una di quelle squadre che sicuramente farà la storia del calcio moderno. 2 giocatori ce l'hai tu nella tua squadra preferita, e quindi 3 giocatori addirittura, è vero? Potevamo avere il quarto. Potevate avere il quarto, ma vi è andata male quest'estate, per cui sì, la mia risposta è sì, sicuramente. Secondo me la Croazia rappresenta la grande novità del calcio moderno, rappresenta il futuro, e ne sentiremo parlare perché sono convinto che è una squadra che più che altro nasce con il cuore, con la passione, che poi è stata in grado di mettere anche tecnica calcistica non indifferente e avere anche gente con i piedi veramente buoni. Sì, piedi buoni e anche una buona tenuta fisica. È incredibile come riescano a fare il risultato. Non lo facevano tantissimo col calcio, l'hanno sempre fatto per esempio col basket, perché effettivamente se vai in Croazia, in ogni paese, in ogni quartiere c'è sempre il campo da basket, quindi ben frequentato. Quindi questo per far capire alla gente qua in Italia cosa si deve fare per cercare di far crescere i vari sport. Bene, abbiamo parlato del calcio del passato. A questo punto vi faccio una domanda, facendo vedere come parallelismo la seconda slide, parlando del calcio del futuro. Eccolo qua, il calcio del futuro è una sorta di passaggio, ovvero sia nell'ultimo periodo abbiamo il guardiolismo da una parte e il pragmatismo di Ancelotti. Li ho voluti identificare così, poi se volete andare indietro di 30 anni possiamo parlare di Sacchi e Trapattoni. Non lo so se andando indietro di 40 anni, 50 anni, Herrera e Rocco no, perché erano tutti e due più o meno della stessa parrocchia calcistica, però quello che voglio dire è che esiste il pragmatismo che si adatta a qualsiasi cambiamento del gioco del calcio, e dall'altra parte c'è il guardiolismo, che è in realtà l'interpretazione nel momento storico, al di là dei canoni spagnoli oppure della fortuna di avere determinati giocatori di quel Barcellona, di quella Spagna fantastica degli ultimi 12 anni. Domando quindi a un esperto di calcio mondiale come Paolo Carelli qual è il suo pensiero riguardo a questo. Il futuro quale sarà? Si andrà in quella direzione tipo Ancelotti oppure ci sarà una lunga scia ancora del guardiolismo?
Ma non lo so, questa è una domanda davvero molto difficile a cui rispondere. Io penso che una delle caratteristiche di Ancelotti, al di là dell'aspetto tattico, organizzativo di come fa giocare le sue squadre, proprio più profonda, più psicologica, la riassumerei in una parola, che è affidabilità. Io credo che sia uno degli allenatori più affidabili che veramente Sì, però, il calcio recente ha conosciuto. Scusami, non volevo porre in antitesi o l'uno o l'altro. No, assolutamente. Diciamo superiamoli anche loro. Era già però un mio, come dire, tentativo di dare una risposta e schierarmi in qualche modo su una scuola piuttosto che sull'altra. Penso che comunque sia un allenatore affidabile, lo ha dimostrato con i risultati, lo ha dimostrato con anche l'ottimo ricordo che ha lasciato ovunque è passato, salvo alcuni magari casi sporadici dove invece non è ben visto ancora, ben ricordato, e lo sta dimostrando anche quest'anno col Napoli, dove ha raccolto un'eredità, diciamo, se vogliamo, del Guardiola italiano per certi versi, che era Maurizio Sarri, che aveva impostato anche un modo di giocare al calcio diverso rispetto a quello italiano, diverso a quello che si era visto negli ultimi anni. Ancelotti in qualche modo è riuscito ad adattarlo, ha tenuto quella base. Oggi il Napoli deve molto, anche il Napoli di quest'anno deve molto all'esperienza di Sarri, ma con una dose più appunto di pragmatismo, di maggior razionalità, se vogliamo, che l'abbiamo vista in alcune partite di Champions League, al di là poi del... Questa è la premessa, un po' lunga, quindi... Per il futuro. Quindi io penso che alla fine sarà più, come dire, un calcio più pragmatico, un calcio più affidabile, ma perché si va verso una maggiore organizzazione tattica a scapito di una invece qualità del gioco che è appannaggio soltanto di pochi grandi campioni. Però poi potrei sbagliarmi. È tutto da vedere, anche perché poi il calcio è sempre più muscolare, quindi esatto, ovviamente. Invece il pensiero di Marco Rachella riguarda questo. Allora, io mi schiero totalmente a favore di Carletto Ancelotti, un po' perché ce l'ho nel cuore, un po' perché è stato uno dei miei primi idoli quando giocava a calcio, anche quando giocava nella Roma, attenzione. Sì, però io adesso basta, io volevo dire, non dovete essere degli innamorati di calcio di questi giocatori. Ho preso 2 giocatori, altrimenti la prossima volta metto Trapattoni così al posto di... Ma adesso anche Trapattoni. Arrivo a spiegarti perché... A mio giudizio abbiamo un guardiolismo in Italia che è rappresentato in questo momento da Allegri, perché la sua Juventus gioca un campionato a parte, gioca tutta una sfida contro se stessa, coadiuvato, proprio come le squadre di Guardiola, dalla presenza di immensi campioni che girano in una macchina praticamente perfetta. Ancelotti, come diceva prima il mio esimio collega, ha la capacità di tirare fuori il meglio da ogni giocatore, indipendentemente da quale sia il suo grado di bravura o da come è giudicato il suo grado di bravura, perché ricordiamoci, giusto per rimanere nell'ambito mio che mi piace tanto, che un Milan senza un Gattuso non avrebbe vinto quello che ha vinto, perché ci vogliono anche persone che corrono e corrono tanto, al di là dei campioni, ovviamente. Quindi vabbè, è un discorso, diciamo, di pragmatismo, un discorso di interpretazione del calcio nel momento storico, e quindi un po' meno spazio per i creativi del calcio, anche perché poi il calcio effettivamente è basato o ai campioni, o altrimenti devi fare un po' di necessità virtù, devi utilizzare i muscolari che hai, insomma mettere un'intelaiatura di base, quindi insomma non è che da un certo... Io sono dalla parte, cioè mi piace sia Guardiola che Ancelotti lo adoro, però vuol dire che insomma il futuro non avrà è stato già tutto scoperto, quindi sarà un po' difficile riuscire a trovare un'altra squadra che possa dominare come ha fatto effettivamente il Barcellona di Guardiola. Buon positivo, perché vuol dire che praticamente ogni squadra può pensare di poter raggiungere degli obiettivi molto ma molto importanti, soprattutto se per caso viene fuori questa slide, la numero 3. Viene fuori questa situazione, la Superlega, no? La Superlega europea, lì ci sono tre stemmi, abbiamo il Manchester, il Barcellona e il Bayern, ma a questi aggiungiamo la Juventus, aggiungiamo l'Inter e il Milan, aggiungiamo il Real Madrid e poi il Paris Saint-Germain, insomma praticamente bisogna raggiungere, penso, un 16 squadre per iniziare a fare questa sorta di, diciamo, di mini torneo, non è anche più mini torneo, un torneo che sostituirà ad altissimo livello, tutto per un discorso di introiti. Come vi vede a tutte e due, rivolgo la domanda, posizionati rispetto alla Superlega? Sentiamo Paolo. Dal punto di
vista, diciamo così, del romanticismo, che purtroppo oggi ha sempre meno Non c'è spazio più. nel calcio, ma che comunque è una componente fondamentale, perché senza di quelle anche poi i grandi eventi sportivi Non si perdono. scriverebbero, si Esatto. realizzerebbero libri come il tuo. Molto del calcio verrebbe meno, quindi però dal punto di vista del romanticismo sicuramente mi vede contrario, mi vede anche abbastanza, come dire così, un po' spaesato di fronte a questa prospettiva. In realtà da un punto di vista onestamente pragmatico la vedo abbastanza inevitabile, cioè nel senso, se noi abbiamo un campionato come quello italiano dove la Juventus dopo 3 mesi di campionato si trova praticamente a campionato già vinto, già concluso, con 15 punti, 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici, forse, e la stessa cosa succede con sfumature diverse in Francia, è successo in Germania fino all'anno scorso, quest'anno è un po' diverso, però sfumature insomma, uguali, però forse anche peggiori. esatto, sono situazioni piuttosto simili, piuttosto che in Spagna, allora forse davvero si va inevitabilmente verso una cosa che forse potrebbe anche rilanciare il calcio sia a livello europeo, sia a livello internazionale e forse anche nei contesti nazionali in cui anche squadre minori potranno dire la loro. Chiaro, non mi piace, però potrebbe avere una sua... È inevitabile, mi sa un sua- passaggio, anch'io sono d'accordo con te, però evidentemente si deve fare un passaggio in quella direzione perché ormai diventa tutto spettacolo, i soldi arrivano dalle televisioni, quindi Marco sei d'accordo oppure ti metteresti di traverso preferendo un campionato autoctono dove c'è appunto dal Chievo al Frosinone alla Juventus al Milan all'Inter? Allora, per quanto riguarda la Superlega, io sono assolutamente d'accordo. È una conseguenza di quello che sta accadendo e è una conseguenza anche derivata da altri sport, perché ricordiamoci che il basket, la pallavolo già hanno queste cose. Io sono Stati anche Uniti? Gli Stati Uniti, esatto. Io sono anche d'accordissimo nel ripristinare, cioè nell'inserire quelli che sono i playoff e i playout anche in Serie A, perché sempre prendendo spunto anche dalla pallavolo, ad esempio, Vivacizzare. più che altro per evitare quello che Paolo giustamente ha appena finito di dire, che il campionato dopo 3 mesi sia già finito. Fondamentalmente alla fine ci si potrebbe rigiocare il tutto e nello scontro diretto può succedere davvero di tutto. La Juventus stessa, che è una maestra in questo, perché è arrivata più volte in finale di Champions League e di Coppa Campioni, eppure essendo una squadra fortissima non ha in bacheca un numero di coppe importanti. Questo potrebbe veramente ridare un senso a quello che è lo strapotere in questo momento di una squadra che, ripeto, è stellare, è sicuramente la più forte nel campionato italiano, ma come negli altri campionati sicuramente adesso in Germania non lo è più, almeno l'anno scorso lo è stato, però in Francia vivono la stessa situazione col Paris Saint-Germain, nel senso è un campionato che si gioca per arrivare secondi e avere alla fine del campionato la possibilità di potersi rigiocare tutto in 4 partite può essere una cosa può essere un'idea, può essere un'idea fondamentalmente, praticabile. e io sono estremamente d'accordo alla Superlega. La Superlega, va bene, vedo che è una domanda che rivolgo spesso, diciamo, ai nostri ospiti e devo dire la verità che sono quasi tutti, diciamo, convergenti verso questa idea, però parliamo del calcio italiano, quindi soffriamo anche di una mancanza di talenti. Vediamo la prossima slide. Ecco, questo è il nuovo giovane della nazionale italiana, riparte da Fabio Quagliarella. Adesso io sto scherzando, ma questo è un ottimo giocatore della Sampdoria, è un giocatore che è ancora in forma nonostante i suoi 36 anni, è una cosa velocissima, lo rivedreste subito in nazionale, un giocatore del genere per raggiungere l'obiettivo degli europei e provare a utilizzarlo ancora come un giocatore aggregato che possa dare, diciamo, un po' di carisma, perché soffriamo un po' lì davanti a livello anche di realizzazione. Al di là delle facili battute che si possono fare sulla nazionale italiana degli ultimi tempi, uno dei problemi però che anche la nazionale di Mancini, che pure è migliorata molto dal punto di vista del gioco, anche dei risultati, uno dei problemi grossi che ha avuto in queste ultime uscite è stato quello del gol. Effettivamente è mancato molto sotto porta, stanno mancando gli attaccanti titolari, quindi un giocatore come Quagliarella che sta facendo davvero mancanza molto di talenti, bene, appunto per questo si va su un giocatore. io lo vedo come una soluzione positiva anche per la capacità, appunto, della prospettiva internazionale che questo giocatore ha avuto e continua ad avere. Chiaro, se poi mi dite che la nazionale debba ripartire da un Fabio Quagliarella, allora significa che i problemi sono tanti, quello sì. Allora, il problema c'è di base, sì, il problema c'è di base, però devi raggiungere, diciamo, l'obiettivo, e allora utilizzi questo un po' come di Natale.
mi sembra nel 2010, no? Fu convocato nonostante una certa età, perché era il capocannoniere da anni, quindi non potevi non convocarlo. Questa nazionale ti piace, Marco? La nazionale è un tasto estremamente dolente del calcio italiano, e tralasciando le facili battute. Ma non è un po' meno dolente adesso? No? Sì, è un po' meno dolente per il semplice fatto che Mancini ha migliorato una situazione che poteva essere solo migliorata, cioè non si poteva andare più giù di così, di come eravamo arrivati, sia per delle questioni interne di spogliatoio, sia per delle questioni di commissario tecnico. Mancini ha sicuramente migliorato la situazione. Non posso dire che la nazionale di Mancini non giochi bene, e le occasioni che vengono create all'interno di una partita, almeno per quelle che siamo riusciti a vedere fino ad oggi, non sono poche. Cosa non ti convince? Non mi convince il fatto che la nazionale italiana, per storicità, per storia, è sempre stata una nazionale impostata, adesso ti faccio il nome per eccellenza, come gioca tra pattoni. Cioè, abbiamo provato in qualsiasi modo, in qualsiasi anno, in qualsiasi competizione ad avere un calcio spumeggiante, un calcio alla Brasile, un calcio croato, come abbiamo potuto vedere negli ultimi mondiali, ma noi non siamo così. La nostra nazionale è diversa, è sempre stata diversa, abbiamo una mentalità calcistica diversa e cambiarla è troppo difficile. Certo, ripartire da Quagliarella, mi viene subito il paragone quando Roberto Baggio, cito un nome a caso, giocava nel Brescia e qualcuno non lo convocò nonostante fece miracoli, compreso quel famoso gol da calcio d'angolo dove si mise in ginocchio sulla bandierina pregando qualcuno di convocarlo, e poi alla fine non fu convocato, senza fare né nomi né altro. Ripartire da Quagliarella mi viene da sorridere, come quando sentii che volevano riconvocare Giovinco. Cioè, adesso va bene tutto, cioè, ci sta tutto, è il contrario di tutto, il calcio è bello per questo, però signori, Quagliarella è un signor giocatore, è un giocatore che deve essere sfruttato in questa occasione, però bisogna avere altro. Cioè, il problema è che secondo me non c'è altro, questo è il problema. Scusa se posso aggiungere. Prego. Effettivamente il fatto che si torni a parlare di Quagliarella, anche a ragione, anche giustamente, è sintomo evidente di un'assenza, nel senso che manca qualcosa dietro che possa prendere il posto di questi giocatori che hanno avuto fortuna in nazionale 10 anni fa. C'è un discorso, e questo è emblematico della situazione. Anche se io non ho tirato fuori una slide che di solito pongo, che è quella dei talenti: Chiesa, Zaniolo, Verratti, anche se ha 26 anni, quindi comincia a essere un talento un po' meno giovane. Chi mettiamo dentro? Altri giocatori che insomma fanno parte, diciamo, del Bernardeschi, e quindi insomma tutto sommato incomincia a crescere questo gruppo di giocatori che forse devono fare un po' una sorta, diciamo, di scatto in avanti. Vediamo. Passiamo alla prossima slide, cambiamo un po' argomento, parliamo sempre comunque di allenatori. Ecco, questa è la preghiera del Vate, che è stato esonerato, poveretto, sta piangendo delle calde lacrime, visto che la buona uscita è di 20 milioni di euro, d'altronde lui ne prendeva, mi sembra, 14 all'anno. Devo dire la verità, la preghiera del Vate è perché, vabbè, io scherzosamente dico, riuscirà a trovare una squadra, perché sembra che l'abbiano completamente crocifisso, e allora lui sta pregando per cercare di chiedere in giro una squadra, no? Quindi, secondo voi, ha smesso di allenare oppure no? Perché questa è la tendenza veramente nefasta dei suoi detrattori, dicendo che lui, insomma, oramai è bollito di qua di là, e quindi voglio sapere il vostro pensiero, sperando che sia un po' svincolato dalla vostra appartenenza calcistica. Secondo me non ha finito di allenare, è sicuramente un allenatore, non dico bollito, ma che sicuramente è un po' la controfigura del Mourinho che abbiamo conosciuto una decina d'anni fa. Penso che potrà allenare ancora se lui per primo, anche se il personaggio è molto particolare, comincerà ad abbassare alcune pretese, non tanto economiche, ma anche proprio, diciamo così, di capacità di stare sul campo. Forse la Premier League comincia a essere un qualcosa troppo impegnativo per il suo modo di intendere il calcio, non lo so. Io lo vedrei bene, lancio una provocazione, lo vedrei bene in un suo ritorno in Italia, per quanto io non rientri tra i miei allenatori preferiti. Dopo ma la al di là di slide questo, successiva ne approfondiremo. Forse in un contesto come il campionato italiano, che ha quella tradizione di cui parlava prima Marco, di cui non dobbiamo vergognarci. Assolutamente, quella che ci ha permesso di vincere tanto, è quella stessa tradizione che ha permesso a Mourinho di vincere la Champions League con l'Inter e il triplete. Il calcio è quello.
Insomma, la butto lì come una provocazione. Dovesse tornare sulla panchina dell'Inter, secondo me lo riprenderebbero gli interisti a braccia aperte, e pure per lui potrebbe essere una buona via d'uscita. Bene, chiedo alla Camera di venire verso di me, perché questa è una provocazione, dopo ne parleremo ampiamente proprio alla prossima slide. Sentiamo invece Marco, il suo pensiero, sta ridendo sotto alla barba. Anch'io sarei felicissimo se tornasse sulla panchina dell'Inter. Forse la classifica sarebbe invertita in questo momento. No, scherzi a parte. Mourinho praticamente si è autoesonerato. Ho visto un bellissimo servizio su Sky sulla storia di Mourinho, Manchester e quant'altro, dove lui stesso in qualche dichiarazione ha fatto un pseudo mea culpa che ha un attimino sconvolto tutti i suoi seguaci, però diciamo che io non lo giudico bollito, lo giudico, per tornare a quello che dicevamo prima, e lo metterei dalla parte di Guardiola, nel senso che lui è un ottimo allenatore, ma se non ha il Barcellona stellare e non ha certi tipi di giocatori che sono in grado loro stessi di risolvere la partita, forse il suo modo di intendere il calcio è un po', come dire, retro, posso usare questo termine, Fulvio? Sì, ecco. sì. Poi ti ripeto, tu puoi usare tutto, non è un problema. Non sono nessuno per poter giudicare, anzi se mi dà anche lo 0,5% della sua buona uscita io sono contento, ecco. E divento uno dei suoi primi fan, però al di là delle facili battute io credo che Mourinho si sia autoesonerato, all'atto pratico si è dimesso, però sappiamo tutti come funzionano queste cose. Però direi che un ritorno in Italia lo vedo un po' così. Mi dai proprio il là per la prossima slide. Vediamo la prossima slide. Minestra riscaldata, lo vedete qua, no? Eccolo, è un'ipotesi. Poi vediamo lì dentro, in quella brodaglia, no, calcistica, ipotetica. A sinistra vediamo il duo incredibile degli anni 60-70, il Paron con il mago Herrera. Abbiamo Mancini che ritorna all'Inter, abbiamo Sacchi che ritorna al Milan, abbiamo Capello che ritorna al Milan, tutta gente che ha fallito, forse Nereo Rocco vinse credo una Coppa delle Coppe ritornando, però questo per dire che praticamente da un punto di vista diciamo della tifoseria in un primo momento è il massimo, però se dopo non raggiungi il risultato corri il rischio di annullare tutto ciò che di bello è stato fatto, tutto quel sogno che è stato creato, perché non è facile ricreare le premesse. Poi il calcio nel frattempo è cambiato, sono passati magari degli anni, l'anno prossimo sono esattamente 9 anni dal triplete di Mourinho, quindi insomma è chiaro che non è semplicissimo. Lui stesso appunto sono passati gli anni, anche se lui in questi anni ha vinto in Premier League un campionato, ha vinto a Real Madrid nel periodo del Barcellona più importante, tutte le varie coppe annesse, una Europa League l'anno scorso, insomma, quindi comunque il suo bottino in 3 stagioni al Manchester ne ha avuti 3 di coppe, insomma, quindi lui ha 22 trofei vinti, quindi non penso che si fermerà a questo. Se tu sei d'accordo sul discorso che bisogna ritentare, allora Paolo, ritentare automaticamente il rientro in un discorso del genere per una questione affettiva, magari di ritrovare il giusto ambiente, oppure no, visto che in poi i risultati, salvo qualche caso... No, in realtà quello che volevo dire prima non era necessariamente un ritorno all'Inter, per quanto probabilmente i tifosi dell'Inter la cosa andrebbe anche sicuramente in questo bene. Caso sì, allora, il mio ragionamento era rispetto invece a un rientro nel campionato italiano. Certo, okay. Cioè io ho visto anche l'ultima partita giocata contro la Juventus. Mourinho ha dimostrato, nonostante la Juventus abbia giocato una partita nettamente superiore rispetto al Manchester United, ha dimostrato di essere ancora uno dei pochi allenatori in grado di battere comunque la Juventus anche in un contesto europeo, e lo ha fatto con una vittoria alla Mourinho, no? Quindi con quella grande capacità di interpretare la partita, con anche una buona dose di fortuna, ma una capacità di interpretare la partita di una squadra inferiore rispetto all'avversario, ma che riesce a contenerlo e che riesce poi nel finale a pungere e a creare questo scherzo nei confronti dell'avversario. Quindi al di là Inter o non Inter, sarebbe suggestivo rivedere un personaggio anche divisivo, anche contraddittorio, come appunto José Mourinho nel campionato italiano, ma lo dico anche perché forse è un campionato più a sua dimensione, e questo va nel senso che credo che in campionati di un certo livello la sua figura ormai sia in qualche modo un po' superata. Un po' perché posso dire, ho letto la sua biografia del 2008, quello che avrebbe voluto fare l'ha già centrato, quindi ha già vinto dappertutto.
dappertutto, quindi dal punto di vista proprio della sua carriera è così. Aspetto la risposta di Marco Rachella, però dopo questa piccola pausa pubblicitaria. Eccoci, seconda parte di Che Calcio Che Fa. Abbiamo lasciato con una risposta un po' in bilico da parte di Marco Rachella riguardante appunto il ritorno eventuale nel campionato italiano di José Mourinho. Il tuo pensiero riguarda questo? Allora, ti risponderò con la storia. Mourinho se n'è andato in lacrime dopo la vittoria della Champions perché sapeva, ed era certo, e tutti sappiamo che è così, che non avrebbe mai potuto fare meglio di così e non avrebbe mai potuto ripetersi con quella squadra in quel campionato e se n'è andato. E lì ha dimostrato un'intelligenza immensa, nonostante ci abbia sofferto e abbia fatto soffrire tutti i tifosi interisti per questo. Un rientro di Mourinho nel campionato italiano a distanza di 9 anni, io sinceramente lo vedo come folklore, perché fuori dal campo darebbe sicuramente quel tocco in più che è magico, perché lui è con la sua... È così. È 0 titoli, è esatto, è tutto quello che rappresenta. Calcisticamente parlando, se dobbiamo invece scendere in campo, non lo vedo per niente. Non è uno di quelli che ha fatto la storia del calcio, l'ha fatta con i titoli vinti. Va bene, passiamo a una risposta molto rapida. Abbiamo lo stadio di San Siro, vediamo la prossima slide. E quindi voi da milanisti in questo momento lo vedete un po' spezzato, in coesistenza forzata con l'altra squadra di Milano. Siete d'accordo una coesistenza di continuare da questo punto di vista, oppure costruirne una a fianco nell'area del Trotto, oppure ultima idea che è venuta fuori oggi, che praticamente potrebbe rimanere solo per le partite della nazionale e costruire uno stadio a fianco, appunto, sempre tra in coproprietà tra Inter e Milan. Quindi Paolo, parto sempre da te nel rivolgere le domande e quindi anche le risposte. Brevemente, così. Sì, lo dico più come impressione, Sì. non conoscendo poi i termini della questione. Io sono perché le tradizioni nazionali, come dire, rimangano tali, non bisogna per forza scimmiottare o imitare gli altri. Da noi non esiste una tradizione di stadi di proprietà dei club, anche se devo dire che si sta andando Bisogna andare in quella direzione. Bisogna andare verso quella direzione. Credo comunque in un passaggio intermedio, non credo, ecco, non vedo nell'immediato Inter e Milan che si costruiscono il proprio stadio e gestiscono ciascuno autonomamente il proprio impianto. Credo che ci sarà comunque una fase ancora di coabitazione, che è quello che ha fatto però anche la storia di questa città. Quindi vi disturba se siete in coabitazione con gli interisti? Figuriamoci, no, assolutamente. No. È anche una cosa... ormai è la cosa persa nel tempo. Marco, è la cosa bella del calcio italiano, insomma, questa. Insomma. Marco, invece, il tuo pensiero così? Ma che lo stadio di proprietà sia la svolta non ci vuole tanto a capirlo, visto che la Juventus l'ha fatto e gli introiti gli hanno permesso di evitare decisamente una cosa chiamata fair play finanziario, cosa che Milan, Inter e tante altre squadre devono invece affrontare. Detto tutto questo, non mi disturba affatto che lo stadio sia di comproprietà insieme all'Inter, anzi dovrebbe essere uno stadio di comproprietà, nel senso che io sarei d'accordo a rimanere a San Siro, però costruirne uno nuovo di proprietà davvero di Milan e Inter, tale per cui gestione dello stadio, gestione dei ricavi, gestione del merchandising, gestione di tutto sia delle squadre, non si devono più pagare certi affitti al comune. Quello dopo viene dato una specie di comodato d'uso, chiamiamolo così. Ecco, il comodato d'uso è una di quelle cose che dovrebbe smettere, soprattutto per due squadre come Milan e Inter, perché dovrebbero usare lo stadio per ripartire.
E questo un po' per tutte le squadre. Ecco, fa parte, diciamo, dell'innovazione calcistica, ne abbiamo parlato in tantissime volte, in tantissimi modi, e una delle innovazioni che è venuta fuori l'anno scorso, guardate un po', è il VAR o la VAR. E quindi qua vediamo la tecnologia, vedete, questo è un esempio di VAR, scherzoso, viva la tecnologia, dove alla fine viene fuori un megafono di una mano sibillina, di un arbitro che guarda e dice non è gol. Questa è praticamente la VAR di oggi, cioè praticamente una pseudo macchina che è già invecchiata, con il criterio di opinabilità da parte di una persona che decide o sì o no, quindi a questo punto possiamo anche levarla. Questo è il mio pensiero. Qual è il vostro pensiero? La utilizziamo veramente nel vero senso della parola, senza che nessuno si offenda, compresi gli arbitri, oppure a questo punto la dismettiamo e torniamo all'antica con tutto quello che ne consegue? Ma, la VAR nasceva con l'intenzione di chiudere come dire, la chiacchiera sportiva della settimana e tutte le polemiche successive alle scelte arbitrali. D'accordo, no? Di fatto mi sembra in questo anno e mezzo la VAR non ha eliminato questo tipo di polemiche. Io ho visto ancora recentemente, al di là proprio di quelli che sono i criteri di utilizzo del VAR, nella stessa giornata di campionato, addirittura nelle stesse partite, ci sono situazioni che vengono differenti, vengono mandate al VAR, e altre che invece vengono bypassate, sorpassate quindi cosa automaticamente. Pensi riguardo a questo? Bisogna ritornare, è stato dato dello spazio agli arbitri, perché secondo me noi siamo il paese un po' delle caste, delle lobby, e quindi a un certo punto secondo me il gruppo degli arbitri è andato un po', si è messo di traverso per dire esistiamo anche noi, però in fin dei conti loro sono una parte marginale, importante ma marginale dello spettacolo, quindi non sono loro lo spettacolo, quindi a questo punto se la macchina ha deciso in quella direzione dovete accettare, tanto ci sono tantissime decisioni che devono essere prese dall'arbitro in campo. Appunto, no, ma io penso che comunque la discrezionalità dell'arbitro sia una parte fondamentale del gioco del calcio. Stiamo parlando del calcio, non stiamo parlando del basket o di altri sport, dove forse è più semplice definire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Però non c'è protagonismo dell'arbitro. No, certo, ma forse anche perché è più facile, lì la tecnologia effettivamente ti garantisce se il tempo è scaduto piuttosto che se la palla è rimasta in campo. Molto più fuori. Vicino nel basket, tutto molto vicino. Molto più ravvicinato, pallavolo, molto più tennis, c'è l'occhio di falco. Misurabile. Nel calcio, che è uno sport invece che ha mille sfumature, questo è più complicato, e quindi a me personalmente, se una VAR utilizzata in questo modo, ma al di là dell'utilizzo, se crea le stesse polemiche che creava una situazione pre-VAR, allora c'è qualcosa che non funziona. Ecco. Sentiamo Marco riguardo a questo. Allora, quella macchinetta lì con l'uomo col megafono non è gol. Partiamo dal tallone di Acerbi, partiamo da lì. Un gol annullato per 1,8 centimetri, ok? È giusto annullarlo, perché la regola è questa. Probabilmente senza VAR non sarebbe mai stato annullato questo gol. Parto da qui perché... però allora è giusto, però a quel punto lì se si utilizza il VAR. Infatti, perché questo è l'utilizzo della VAR, nel senso che Pronti Via la VAR è partita e aveva una sua collocazione all'interno delle partite, che era un utilizzo non esagerato come è stato detto all'inizio di questo campionato, perché poi le polemiche sono fatte anche in maniera gratuita a volte, però la VAR aveva diciamo regolamentato meglio l'andamento delle partite. Si sottomettevano tutti al giudizio del VAR, perché tutti avevano nella loro testa il fatto che c'è un arbitro che ha la possibilità di rivedere l'episodio tantissime volte, quindi non può sbagliare. Cos'è che è cambiato adesso? È cambiato quando la utilizzano. Prima era in maniera totalmente indiscriminata, si guardava una partita praticamente alla moviola e ogni volta che c'era una contestazione c'era il silent check, c'era l'auricolare e l'arbitro prendeva decisioni a riguardo. Adesso quello che sta scatenando la polemica non è tanto il fatto che esista o non esista la VAR, è il modo in cui viene utilizzata. Certo. Il problema sta in quello, perché abbiamo visto tutti, è sotto l'occhio di tutti, che l'anno scorso la VAR per tutto il girone di andata ha fatto tacere tutte le polemiche. È stata perfetta, eccetto la Juventus, che invece aveva qualche... Io non volevo dirlo, l'hai detto te, però è
è è agli atti, è agli atti, e per cui non si può dire niente. L'effetto sudditanza, per non definirlo in un'altra maniera, che è stato gridato da qualche presidente di qualche campione, di qualche squadra di Serie A giusto ieri e oggi sulla Gazzetta dello Sport, diciamo che può essere vero, può essere no, stiamo ancora qui a discutere di questa cosa. E io quello che ti dico è che è meglio vincere una partita 1-0 che vincerla 5-4 o perderla 0-1, e in questo Allegri è un mago e lo sta dimostrando. È un allenatore del calcio italiano. È un allenatore camuffato del calcio italiano. Va bene, andiamo con il prossimo tema, uno via l'altro, insomma sono i temi un po' dell'anno, no? E guardate invece cosa succede con i procuratori di calcio. Lo vedete questo strano mostro, i procuratori di calcio, i nuovi mostri. Quindi io qua un po' scherzosamente chiamo Wanda, perché Wanda Nara ha detto che si chiama Wanda Nara, e si chiama in questo caso qua Wanda Raiola, perché quello che ha fatto l'altro giorno, facendo una specie di dichiarazione tramite i social, ha messo secondo me in difficoltà l'Inter, ha parlato di strategie che devono rimanere nelle quattro pareti della sede dell'Inter, e quindi evidentemente si è messa di traverso come fecero due giocatori di Raiola anni fa, Ibrahimovic quando era all'Inter, con un gesto verso la curva inspiegabile, e Balotelli quando buttò per terra la maglia nella semifinale di andata col Barcellona. A quel punto lì sancisci la rottura con il tuo ambiente, e io credo che questa l'hanno vista, le parole di Vandanara un po' troppo, l'hanno presa sotto gamba. In realtà presuppone un mettersi di traverso per raggiungere poi che cosa? Un aumento di stipendio che comunque verrà fatto, e poi non si saprà cosa sarà il futuro. Allora quello che voglio dire è giusto. Ognuno fa il proprio mestiere, è giusto che il procuratore, il calciatore abbia tutti i vantaggi possibili e immaginabili, perché sono gli artefici dello spettacolo. La società è giusto che faccia le proprie analisi per ciò che riguarda il proprio organico. Pensiamo anche a un altro fatto, che praticamente se tu aumenti lo stipendio a un giocatore a questo livello, anche altri giocatori, e penso all'Inter ci sono 3 vice campioni del mondo, quindi incomincia a diventare, diciamo, una richiesta continua. Quindi una società che è ancora sotto il fair play finanziario deve analizzare bene queste situazioni. Quindi io quello che voglio dire è un modo, penso che non siate molto d'accordo, però questo è il modo nuovo, diciamo, di dover condurre le trattative, oppure bisogna tornare alla serietà dei rapporti tra le società e i procuratori o lo stesso giocatore diretto? Non mi sento di dire che come bisogna comportarsi su questo versante. È indicativo anche questo di un mondo, di un ambiente che sta radicalmente cambiando. Siamo partiti parlando della Superlega, in mezzo abbiamo parlato degli stadi di proprietà come sbocco inevitabile, e forse soprattutto per i grandi campioni è inevitabile anche che le cose vengano gestite in questo modo, che ci siano personaggi che gestiscano i rapporti all'interno delle società con i loro assistiti, sì, però in questo modo. Una sorta diciamo di flusso etico nei rapporti tra le persone, rapporti tra le varie parti, perché alla fine parli sempre di passione, c'è un tifo, attenzione, perché dopo può essere anche controproducente per lo stesso Icardi, perché le prossime partite, se incominci a non andare bene, può essere. Sì, beh, lui già ha avuto anche dei momenti non facili con la tifoseria dell'Inter, quindi no? c'è già anche passato da questo punto di vista. Però voglio dire, i rapporti purtroppo vengono gestiti in questo modo, mi sembra, no? Marco, se ti piacciono questi procuratori, quindi i nuovi procuratori, i Wanda Raiola? Difficile dire sì, fondamentalmente, però è il mondo che avanza. La comunicazione tramite i social network è diventata la nuova comunicazione. Non sono rimasto per niente sorpreso che Wanda abbia fatto questa mossa, perché lei comunica così, l'ha sempre fatto, e ha portato il suo lavoro anche nel mondo del marito, e quindi comunica attraverso i social per mettere pressione, non è una demonizzazione dei social, i social sappiamo che è una sorta di ufficio stampa personale, però fatto a certi livelli, no, stride un po', perché tu hai l'interlocutore che è un direttore sportivo della società con cui parlare. Questo fino all'altro ieri. Adesso probabilmente ha dato vita, una volta, ecco, mettila così, una volta questa affermazione che ha fatto Wanda sul suo Instagram l'avrebbe fatta il calciatore in maniera un po' più tranquilla,
ma l'avrebbe fatta il calciatore. Adesso il calciatore lo fa fare al procuratore, così non si espone in prima persona, e il procuratore ha la capacità di mettere molta più pressione alla società stessa. Ausilio si è difeso bene, e adesso non dimentichiamoci che c'è anche un certo signor Marotta all'Inter, che queste cose non vanno molto a genio, però diciamo che l'Inter è un po' troppo ancora Icardi dipendente, nonostante a me non piaccia il giocatore, però questo è il mio gusto personale. Non si può dire che non sia un campione, non si può dire che è un grandissimo finalizzatore, è perfetto per l'Inter ed è perfetto magari anche per il gioco che può essere con il modulo di Spalletti, però diciamo che il modo di trattare questo rinnovo che sicuramente porterà a un aumento di stipendio di Icardi, che sicuramente porterà ancora di più il capitano dell'Inter ad avere ancora più importanza, che forse lo fa nel momento giusto della sua carriera, fatta in questa maniera rischia di essere un boomerang che torna indietro, soprattutto perché c'è Marotta. Questo è anche un discorso che deve essere legato, diciamo, alle nuove società e di Inter e di Milan. Ci deve essere, diciamo, un modo di condurre tutte queste vicissitudini che possono indubbiamente avvenire all'interno delle proprie pareti, diciamo, delle proprie società, rapportandolo però sempre all'esempio di una società come la Juventus, che in questo ha fatto del suo modo di condurre quasi sabaudo, rigido, preciso, in cui queste situazioni magari ce ne sono state, ma sono state messe a tacere. O comunque, Marco, invece, cosa dicevi? Questo rappresenta la società Juventus e la serietà della società Juventus. Posso raccontarti un piccolo aneddoto? Devi. E te lo racconto molto brevemente. Io ho un carissimo amico che fa il giornalista e va a fare i reportage all'interno dei campi di allenamento delle squadre di Serie A, quelle minori normalmente. È stato invitato a Milanello, è stato invitato da Piano Gentile, è stato invitato anche a vedere il nuovo centro sportivo della Juventus, e in tutte e tre le situazioni ha vissuto delle esperienze totalmente diverse. Questo perché te lo dico? Perché entrando nel nuovo centro sportivo della Juventus tu innanzitutto hai un badge, hai un'area delimitata, puoi parlare con l'allenatore o con i giocatori che l'ufficio stampa della Juventus ti dice con i quali puoi parlare, hai un orario delimitato col quale parlare, puoi osservare l'allenamento se non è a porte chiuse a una distanza ben stabilita. A Milanello quasi, però hai più libertà con i vari giocatori. Ad Appiano Gentile entri e fai quello che vuoi, e questo ti dà proprio l'input di quello che è la società. Cioè lui andava in giro per Appiano Gentile, faceva quello che voleva, nessuno gli chiedeva niente perché non aveva neanche un tesserino di riconoscimento. È una costruzione mentale che viene praticata, passa no? tutto passa così, anche passa tutto dall'impronta che la società dà anche in queste anche piccole cose, certo. Perché poi vengono trasportate nelle grandi cose. Il Milan di Berlusconi era esattamente come è la Juventus adesso, e adesso il Milan è allo sbando più totale o quasi, adesso stiamo cercando di rimettere una pezza. La Juventus è una macchina perfetta sia in campo che fuori dal campo, che a livello societario. Non esiste che un Mandzukic di turno alla fine dello scorso campionato ha fatto mezza dichiarazione fuori dalle righe, dopodiché non ha più detto niente perché è stato preso per l'orecchio e gli ha detto zitto, muto, tu giochi alla Juventus. Succede come dovrebbe essere, insomma. Vabbè, adesso cambiamo argomento. Abbiamo fatto una specie di excursus riguardo al calcio in generale, con tutte le sfaccettature, VAR, procuratori, il calcio del passato, il calcio del futuro, allenatori, eccetera eccetera. Parliamo di calcio del futuro, nel senso che vediamo gli accoppiamenti delle squadre in Coppa. Eccole che sono venute fuori in settimana. Quindi abbiamo per la Champions League la Juventus che incontrerà l'Atletico Madrid, la Roma incontrerà il Porto, e poi l'Europa League con Inter Rapid Vienna, Napoli Zurigo, Lazio Siviglia. Non abbiamo tantissimo tempo a disposizione perché dopo vorrei trattare anche un po' di campionato. Riguardando un attimo queste partite, no, vi chiedo: il calcio italiano ha la forza necessaria per superare tutte e 5 le sfide con le altre squadre europee? Paolo? Secondo me la forza per farlo ce l'ha.
Allora passiamo? No, poi bisogna vedere invece che cosa succede, nel senso che mi allora sembra, allora dopo vedendo il tabellone, le due sfide più complicate mi sembrano quelle almeno sulla carta, della Juventus e della Lazio in Europa League. Lazio-Siviglia. Con il Siviglia. Ci metto anche la Roma che non sta attraversando un buon momento, anche se poi si giocherà più avanti col Porto, esatto, però penso, visto soprattutto la Roma dello scorso anno in Champions League, se la può giocare. Curioso l'accoppiamento della Juventus, perché mi sembrano due squadre abbastanza, è stato anche detto, speculari per certi versi, quindi sarà davvero una sfida molto interessante, molto combattuta fino all'ultimo. Bisognerà capire come le due squadre più favorite dell'Europa League, cioè le retrocesse della Champions League, Inter e Napoli, prenderanno seriamente l'impegno di Europa League, cosa che l'anno scorso non è successa al Napoli, che non è nemmeno appunto riuscito ad arrivare all'Europa League. Però concorreva il Napoli al primo posto, sì, ha privilegiato il primo posto, cosa che poi invece, come abbiamo visto, non si è verificata. Per il calcio italiano, per ripartire, così tornando a quello che dicevi, l'Europa League può e deve essere, a mio parere, un passaggio obbligato e un passaggio da valorizzare. Spero anch'io, infatti. Perché è una competizione internazionale, poi prestigiosa. Al posto in Champions, esatto, no? Quindi non vedo per quale motivo debba essere. Vedremo. Visto che il campionato... Ho fatto anche un calcolo, anche perché poi nel calcio bisogna vincere, non si concorre per arrivare ai quarti, anche per arrivare ai quarti se non c'è altro, però magari se c'è una Coppa, anche una Coppa Italia, bisogna cercare di andare a vincere, no? Tra parentesi, noi come Coppa Europa League, 4 squadre spagnole. Purtroppo la quarta, il Milan, è stato eliminato, però ne avremmo avute anche 4. 3 erano della Turchia, tutto il resto sono tutte squadre singole, forse qualche paese ne ha un paio, però insomma alla fine gli scogli, diciamo, non erano così inaccessibili, no? Almeno sulla carta. Marco, Napoli e Inter ce la possono fare da questo punto di vista, riuscire a vincere l'Europa League, che appunto, come dice Paolo, è un po' lasciata negli anni come desiderata? Ti risponderò come ti ho risposto in radio a Che Calcio Che Fa. Sì? Sì, ti risponderò alla stessa maniera e userò anche un termine abbastanza forte. Io sono schifato, nel vero senso della parola, da come le squadre snobbino l'Europa League, soprattutto le squadre italiane. Si è visto l'anno scorso palesemente con il Napoli, proprio in maniera proprio brutta, e quest'anno lo stesso presidente del Napoli ha dovuto fare una dichiarazione giusto l'altro ieri per correre ai ripari, per evitare facili polemiche che gli sono state servite sul piatto d'argento in un'intervista sul fatto che una domanda provocatoria è stata: schiererete la primavera nel prossimo turno di Europa League? Lui ovviamente è dovuto correre ai ripari. Quest'anno, dall'anno scorso l'Europa League dà l'accesso diretto alla Champions, correggimi se sbaglio, è dall'anno scorso. Sì. Io comunque anche prima, perché abbiamo trattato di questo argomento in radio, quindi 3 anni fa, io veramente non posso pensare che una squadra non competa con il massimo delle proprie forze a una competizione internazionale che arriva dalla vecchia Coppa UEFA. Cioè è stata però resa... è stata depauperata di interesse, ma anche di... Ma guarda che, attenzione, perché la trasformazione dalla Coppa UEFA alla Europa League era per farla assomigliare di più alla Champions League, cosa che in realtà è ed è a tutti gli effetti una competizione di una difficoltà estrema. È un po' quello che probabilmente crea dei problemi, però in questo ricordati che entravano in UEFA la seconda e la terza all'epoca e solo una faceva la Champions, invece con la storia, l'allargamento, le migliori vanno in Champions. Dimmi Paolo. No, però ha ragione Marco quando dice che appunto era stata creata l'Europa League per assomigliare come una sorta di seconda di Champions League di Serie B. In realtà ha dimostrato di essere altro, cioè ha dimostrato di essere più competitiva, non arrivano mai in fondo le stesse squadre, cosa che invece il tabellone degli ottavi di Champions ci riporta ancora le solite 6-7 più un paio di outsider, ma sono sempre quelle. Per l'Europa League invece, anche con le retrocessioni dalla Champions, tutto questo non avviene, c'è un ricambio molto forte ed è qui che fa ancora ancora più male l'eliminazione del Milan. Non fosse altro perché avrebbe potuto anche creare quella suggestione di un derby italiano milanese in Europa League, che era un altro come dire, strumento, un altro
viatico per rilanciare il calcio italiano in Europa, secondo me. Va bene, adesso ci tuffiamo un attimo sul campionato, abbiamo 6 minuti alla fine della puntata, quindi siamo molto veloci. Lascio perdere la diapositiva numero 11, che è sempre il solito presa in giro nei confronti degli altri campionati, perché sono sempre dalla parte del campionato nostro, che quindi arrivato a un certo punto anche tutte le partite hanno un certo interesse. Guardiamo il turno successivo, la numero 13. Abbiamo Juventus-Roma. Ecco, io amo dividere in 3, 4, 5 fasce, dipende dalle varie situazioni. Quindi nelle prime 3 partite Juventus-Roma, che è la partita clou, ma è anche interessante, Milan-Fiorentina, e un Lazio-Cagliari, dove praticamente la Roma, il Milan e la Lazio si contendono il quarto posto in un modo o nell'altro, perché se il Milan impatta o perde con la Fiorentina, tra parentesi non ha mai vinto fuori casa, arrivato a un certo punto, se la Lazio vince col Cagliari e la Roma va a fare qualcosina di più, insomma si avvicinano terribilmente a quel famoso quarto posto. E poi abbiamo il Sassuolo-Torino, squadre quindi diciamo nella parte a ridosso dell'Europa League, il Genoa-Atalanta ed Empoli-Sampdoria, dove praticamente l'Atalanta e la Sampdoria rappresentano sempre un po' le piccole sorprese, un po' altalenanti quest'anno rispetto all'anno scorso, che però si stanno facendo sotto, e il Torino, che dopo una sconfitta di misura con la Juventus sta riprendendo quota. Poi abbiamo Parma-Bologna, quindi un derby ovviamente dell'Emilia, con un Bologna sempre un po' in difficoltà, con Inzaghi che ha attaccato veramente per un cappello alla sua panchina, e il Parma che comunque in casa riesce a dire la sua. L'Udinese-Frosinone è una partita da brividi, perché l'Udinese deve andare a fare punti per staccare completamente il Frosinone e staccarsi anche eventualmente dal Bologna, che è la terzultima. Un Chievo-Inter che ha 4 punti il Chievo, con i 4 punti di Carlo farà il quinto pareggio con l'Inter, questo è un punto interrogativo, e poi Napoli-Spalla che non dovrebbe regalare alcuna sorpresa. Qual è il vostro pensiero riguardo a queste suddivisioni? Cioè, la fascia che vi può interessare di più è quella, diciamo, del quarto posto, al di là del fatto che siete milanisti e quindi c'è un interesse in quella zona, oppure è importante solo la partita Juventus-Roma, tanto per dire? No, secondo me sì, perché la classifica si sta delineando proprio una grande importanza di quella fascia intermedia a ridosso dell'accesso tra l'ultimo posto di Champions League e i posti di Europa League. Ed è curioso perché lì si stanno meschiando davvero tante squadre. Interessante sicuramente le 2 partite di Milan e Lazio che tu citavi, ma ad esempio c'è uno scontro diretto molto bello, molto interessante. Io dovessi scegliere una partita da vedere, probabilmente mi vedrei Sassuolo-Torino, perché è forse veramente un crocevia importante per entrambe le squadre. Giocano 2 tipi di calcio molto diversi. Il Torino, tra l'altro, fatica molto a segnare, ma ultimamente ha registrato molto la difesa, quindi prende anche pochissimi gol. Fuori casa fa più punti fuori casa che in casa, e ha giocato un buon derby rischiando anche di portarlo a casa. Si insomma. era riquotato esatto, a San Siro e gioca contro una squadra che invece esprime un calcio sicuramente invece più spumeggiante, se vogliamo, che è il Sassuolo. Quindi quella è una partita molto, molto interessante, perché è anche un crocevia appunto rispetto a quella fascia tra il quarto e il quinto posto che sta a metà tra accesso alla Champions e accesso all'Europa League. E quindi vabbè, insomma, ci sono delle partite interessanti, come vedete tutte possono avere, se le analizziamo con quest'ottica, le partite del campionato italiano alla fine hanno il proprio interesse. Infatti ci sarà una bellissima cavalcata sabato, perché saranno tutte giocate nella stessa giornata, non ci sarà quindi lo spezzatino in più giorni, appunto per cercare di tenere il Natale lontano dalle spire calcistiche, e quindi volendo uno può partire dalle 12:30 fino alle 20:30 e vedersi 4 partite. Marco, vedrai 4 partite o andrai in giro per regali, a parte gli scherzi? Qual è il tuo pensiero riguardo? Allora, riguardo alla slide che mi hai fatto vedere, io avrei messo l'Atalanta nella zona rossa. Rivediamo un attimo la slide, aspetta, esatto, che magari ci aiuta. Io avrei messo l'Atalanta, Genoa-Atalanta nella zona rossa, perché l'Atalanta è una di quelle squadre che ha 24 punti. Ci sta, effettivamente ci sta. Esattamente come la Roma. Sì. E secondo me l'Atalanta da 2 anni a questa parte, anzi 3 anni a questa parte, è veramente un'ottima squadra. Sai che qualcuno dice che potrebbe andare a prendere il quarto posto, definitivo?
ce la può fare. Io sono convinto che ce la può fare per la qualità dell'ambiente, per la qualità dell'allenatore che ha trovato una sua dimensione e per tanti altri motivi, anche per la qualità della rosa, indubbiamente. Detto ciò, non mi guarderò nessuna di queste partite perché penserò soltanto a mia figlia, perché gliel'ho promesso, e aspetterò i risultati e le notifiche push sul mio smartphone giusto per vedere che cosa succede. Il campionato, guarda, tra poco i bookmaker inizieranno a chi sarà la prima a fermare la Juventus. Questa sarà la scommessa del giorno. La Roma potrebbe farcela, indubbiamente, esattamente. Anche se poi fuori casa purtroppo non fa dei grandissimi risultati. Ti fermo perché siamo arrivati alla fine della trasmissione e siccome questa è l'ultima trasmissione dell'anno, è la trasmissione degli auguri, e quindi prima appunto di chiudere abbiamo sempre una piccola finestrella riguardante appunto la beneficenza, quindi vediamo di aiutare l'associazione italiana Sindrome di Hirschhorn, che andando appunto sul sito, è una malattia rara, www, lo leggo proprio facendo lo spelling AISWH.it, quindi queste sono associazioni che hanno veramente molto bisogno, e visto che siamo in un periodo ovviamente natalizio è giusto anche dare uno sguardo in questa direzione. Ricordo poi che Calcio che fa, che ogni volta, ripeto che appunto è su Lombardia TV venerdì alle ore 21, alle sabato alle ore 18 in replica, poi in radio al lunedì alle ore 11, e noi sappiamo qualcosa con il direttore Marco Lachero su silvermusicradio.it, e poi sul web con due siti di cui il principale è checalciochefa.com, con le notizie anche magari un po' curiose. Siamo arrivati alla fine, quindi tantissimi auguri a tutti gli amici di Lombardia TV, a tutti gli amici di Che Calcio Che Fa, con la possibilità, diciamo, di seguire il calcio in una forma molto lieve e passionale. Ricordo, essendo in un periodo natalizio, gli acquisti, quindi i regali. Io poi farò un post molto simpatico con tutti i prodotti editoriali di quest'ultimo anno e mezzo. Se uno ha ancora un'idea di un regalo, perché non farlo di gente che si conosce, di persone che si impegnano da questo punto di vista, e quindi io sponsorizzo il libro di Paolo Carelli, La lezione dei maestri, la Cecoslovacchia e il calcio prima e dopo la separazione. Ringrazio per essere intervenuti i nostri ospiti, quindi ringrazio Paolo Carelli per essere venuto. Grazie a voi, buon Natale, buon anno a tutti. E buon tutto, e ringrazio il direttore, anche se noi ci vedremo prossimamente. Grazie a te Fulvio, e auguro buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Ecco, e anche in particolar modo porta i saluti a Sofì, mi raccomando. Sarà fatto. Benissimo, benissimo, vi saluto tutti e saluto anche la regia e la proprietà. Buon Natale a tutti con Che Calcio Che Fa.